Inaugurato ieri presso il Belvedere di Via Spinola a Porto Empedocle il monumento commemorativo dedicato al tenente colonnello pilota Marco Co e al tenente colonnello del ruolo naviganti Giuseppe Cornacchia. Durante l'inaugurazione 2 Tornado hanno anche sorvolato i cieli di Porto Empedocle in onore dei 2 caduti. A scoprire il monumento sono stati il generale di divisione Area Degni, il brigadiere generale Casella e il sindaco di Porto Empedocle Martello. Presente anche a benedire il monumento Monsignor Damiano. Il monumento è formato dalla deriva di un tornado aereo su cui erano sia Co che Cornacchia il tragico 20 agosto 99 quando successe l'incidente, riportando il codice di matricola e gli stemmi dei reparti di appartenenza dei 2 ufficiali. Il basamento del monumento riporta i colori del tricolore e abbracciato da 3 targhe commemorative in pietra lavica. Alla cerimonia erano presenti i parenti delle 2 vittime. La realizzazione del monumento è stata pianificata dall'Associazione Arma Aeronautica di Catania, organizzatrice degli eventi della giornata con il supporto del Comune di Porto Empedocle e della Prologo. Il significato sarà sicuramente quello di ricordare il sacrificio che hanno fatto i nostri 2 colleghi che sono caduti 23 anni fa in questo tratto di mare durante un'attività addestrativa, quindi siamo qui tutti raccolti assieme alle famiglie e assieme a tutti coloro che li avevano conosciuti in aeronautica, dall'Accademia al reparto operativo, per onorare questo ricordo e scoprire questo monumento che ha fortemente voluto anche l'Associazione Arma Aeronautica di Catania. La memoria è importante, no? Anche per i giovani, per dare loro un segnale. Sì, la memoria è importante e il monumento, oltre a ricordare i nostri 2 caduti, vuole essere anche uno sprone a rendere sempre più efficace a dare valore alla nostra vita, proprio in memoria di chi l'ha persa. Oggi ho il piacere di offrire alla cittadinanza di Porto Empedocle e di tutta l'aeronautica militare questo monumento eretto per questi 2 giovani aviatori che hanno dato la vita per la patria e per tutti noi. Ecco, quanto sono importanti questi momenti? Questi momenti sono estremamente importanti perché cementano chiaramente lo spirito di corpo, di gruppo e soprattutto cementano lo spirito degli italiani perché siamo tutti uniti nella difesa del nostro paese. Sindaco, oggi una manifestazione qui a Porto Empedocle per ricordare 2 validi militari dell'aeronautica che per salvare tanta gente si sono purtroppo con il loro veicolo si sono immersi in mare, se no sarebbe stata una strage. Sì, oggi ricordiamo a distanza di più di 20 anni 2 aviatori, Marco Co e Giuseppe Cornacchia, che il 20 agosto del 1999 dopo una missione a bassa quota partendo da Trapani riscontrarono un problema al proprio veicolo e quindi proprio per evitare di cadere sul centro abitato nelle zone di Ribera preferirono spostarsi verso il mare, ma purtroppo l'operazione riuscì ma persero la vita. Oggi, a testimonianza di quel sacrificio, l'aeronautica militare, il Comune di Porto Empedocle ha ritenuto opportuno, infine di non dimenticare e lasciare nell'oblio il sacrificio di questi 2 giovani, di intitolare questo monumento ai 2 giovani militari, aviatori, ma a tutte le forze armate in generale, perché ogni giorno svolgono un lavoro encomio per la difesa della patria e dei valori della patria e la salvaguardia della democrazia. Anche la presenza di tanti giovani è importante. Sì, il messaggio che oggi deve passare è quello che l'obiettivo dei giovani è quello del valore della patria. Oggi l'unico valore che è rimasto è la democrazia e la salvaguardia della patria, quindi molto spesso giovani o meno giovani hanno dato la loro vita per la salvaguardia della democrazia e della patria, dimostrando che molto spesso il sacrificio personale è necessario per la salvaguardia della collettività. Tutta la cittadinanza di Porto Empedocle, di avere ricordato mio fratello dopo 23 anni, che per noi sono sempre di grandissimo dolore, anche perché quell'anno, 2 o 3 mesi prima, avevamo perso la mamma, dopo il fratello, voi capirete cosa abbiamo nel cuore. Veramente ringrazio, è un gesto meraviglioso. Abbiamo visto la presenza di tanti ragazzi, no? Tutta l'aeronautica. È molto molto commovente. Ringrazio di cuore tutti quelli che l'hanno organizzata, che ci ascoltano e che passando di qua volgeranno un pensiero a questi 2 ragazzi. E sono la sorella maggiore di Marco Federico. Sono qui con la moglie, con i suoi 2 figli, che all'epoca avevano 2 e 3 anni. Adesso sono uno medico
uno ingegnere, orgogliosissimi del loro papà, anche se non si ricordano praticamente niente, però lo vivranno sempre. Grazie a tutti, grazie anche a lei, grazie mille.